si tratta di confini, non si tratta di case, si tratta soprattutto di una comunità di anime. Con queste parole, Monsignor Albino Luciani ha sancito la nascita della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, che festeggia ora il 50° anniversario della consacrazione della chiesa e dell'altare. 50 anni sono un traguardo importante e noi li vogliamo ricordare così. Comincio il mio ricordo dicendo che fino al seminario io ho avuto solo un desiderio, un sogno coltivato senza mai nessun pentimento, essere parroco. Il 21 giugno del 1963 Monsignor Luciani mi ha chiamato e mi ha detto: non la lascio più a Oderzo. Ecco, deve sorgere una parrocchia a Vittorio e lei diventerà parroco di San Pietro e Paolo, una parrocchia che deve sorgere lì a Ceneda Bassa, ecco, e mi ha consegnato un prato, ecco, stava appena proprio alle fondamenta la canonica e la chiesa era ancora in progetto. I primissimi anni della parrocchia Santi Pietro e Paolo non c'era, è venuta dopo. E mi ricordo che è venuto Monsignor Ronchi a chiedermi, appunto dicendomi che qui sarebbe nata una parrocchia nuova e se potevo ospitare quando mettevano la prima pietra della chiesa. E difatti in quell'occasione vennero qua e un po' imbarazzati perché noi non eravamo abituati a avere il vescovo in casa, ma Monsignor Luciani naturalmente con la sua naturalezza e il suo coso non metteva a disagio. In attesa di costruire la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la parrocchia muove i primi passi in una chiesetta prefabbricata. Il pretore di allora di Vittorio era dottor Ezio Romagnoli. Mi ha mandato una letterina, dice: sono partito per le ferie e nessuno parlava di una parrocchia nuova. Ritorno dalle ferie e trovo l'invito all'inaugurazione della chiesa prefabbricata. Tutto molto bello. Ecco, quel giorno, il 15 settembre 1963, Monsignor Luciani, con grande festa, con tante autorità, ha benedetto la nuova chiesa prefabbricata dove ha celebrato la messa e ha benedetto la prima pietra della nuova chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Erano appena iniziate le fondamenta. Mi ricordo quando è stata fatta con le assi di legno, perché era una chiesetta di legno, però molto bella per noi, gradita, perché eravamo costretti ad andare al Duomo, invece qua è stata tutta un'altra cosa. E poi siamo passati, ma intorno c'era ancora tutta campagna, si può dire. Dopo la posa della prima pietra, in seguito è nata pian piano, è nata la nostra chiesa. E naturalmente dopo, nascendo la chiesa, ci ha un po' coinvolti tutti e da allora abbiamo fatto parte della parrocchia. La parrocchia era costituita da 3 spezzoni, 3 periferie, direbbe Papa Francesco, di parrocchie. La cattedrale, Ceneda Bassa, Meschio, la parte che riguarda lo stadio, quella zona lì, e San Giacomo di Velia fino a via Leardi. Quindi erano 3 periferie da far coagulare, da mettere insieme. C'è un particolare che vorrei ricordare riguardo al primo ingresso in chiesa, perché la consacrazione è stata il 30 di ottobre. Invece siamo entrati in chiesa, nella chiesa l'anno precedente, la vigilia di Natale, 24 dicembre del 1964. Anche quella sera c'era tanta gente e ricordo 2 particolari. Primo, non erano ancora finiti i finestroni, quindi la messa è stata celebrata da Monsignor Luciani con 2 o 3 finestroni ancora da finire. Siamo stati su
fino alle 2-3 di notte perché gli operai non andassero via e lasciassero il lavoro non finito per Natale. Un altro particolare, siamo rimasti, c'era tantissima gente, siamo rimasti senza particole consacrate. Quindi molti dei fedeli hanno dovuto rinunciare alla comunione. Una cosa incredibile, perché è venuto il vescovo a benedire, c'è stata una cerimonia favolosa. Anche Don Pietro, quando è entrato, ha fatto delle prediche, anche lui molto belle. C'era Don Piero e Don Domenico e c'era la corina. La corina era la perpetua di Don Piero. Naturalmente non c'era recapito, non c'era oratorio, non c'erano stanze, quindi la prima attenzione è stata verso i giovani. Ecco, abbiamo cominciato, è stato credo una delle prime parrocchie della diocesi a avviare il Grest. Il Grest che ha suscitato subito entusiasmo, non avevamo campo sportivo, si giocava lì nel prato davanti a dove stava sorgendo la chiesa. Prima c'era quella gente che dopo hanno costruito anche intorno e allora con quello è arrivata gente nuova, gente che si è anche prestata per la parrocchia perché non c'era niente, andavamo a raccogliere soldi. Io mi ricordo che andavamo e prima di tutto andavo dalla gente che non veniva in chiesa. Anche gente che non voleva andare in chiesa mi ha sempre dato qualcosa e così abbiamo cominciato. Le prime difficoltà sono state perché Don Piero ha costruito l'asilo, ha costruito la palestra e naturalmente la parrocchia doveva decidere se accollarsi le spese e naturalmente c'erano già i debiti della chiesa e in quell'occasione noi abbiamo detto di no. Allora Don Piero ha ceduto al comune. Io sono arrivato nell'ottobre del 1973 e sono partito da qua nell'ottobre del 1988, 15 anni. Era la mia prima esperienza di parrocchia. Quando il vescovo mi ha fatto questa proposta ho detto di sì subito volentieri, sapendo che era una parrocchia nuova, aveva 10 anni di vita, conoscevo bene Don Pietro Mazzarotto che l'aveva fondata e ero anche, come dire, curioso di fare un'esperienza sciolta da quelle che potevano essere i condizionamenti, delle tradizioni di parrocchie che avevano magari una storia più di anni e quindi anche già strutturate. E quando sono arrivato mi sono trovato a mio agio. Riconosco che Don Pietro Mazzarotto ha dei meriti unici perché la fatica di avviare non solo con la costruzione delle strutture, quindi della canonica, della chiesa, ma anche quella struttura che è stata chiamata dopo la traccia. Era tutto in un certo senso impostato per creare proprio le relazioni di una comunità nuova, di una comunità viva. Ecco, io mi sono dedicato subito all'incontro con la gente, all'incontro con le famiglie e ho in mente ancora, conservo volti, nomi, ricordi di situazioni. Nessuna porta di nessuna casa non mi si è aperta davanti, per cui io considero ancora questa una specie di famiglia allargata nella quale sono cresciuto io. Le gite veramente, mi ricordo quelli di Don Ovidio, che bisogna dire che con Don Ovidio abbiamo sempre avuto bel tempo e anche ci portava in posti, si può dire, molto, cioè spirituali anche, dove c'era, e difatti erano diverse corriere sempre che andavano. È stato un piacere veramente. Andavamo in gita ogni anno
facevamo la gita, il 1° maggio mi pare, non mi ricordo più, comunque andavamo sì con tutte le catechiste, poi c'era il coro, andavamo tutti a cantare, tutti assieme, mi ricordo che sono state cose belle insomma, e gioiose, per me gioiose, una cosa fatta con gioia, ma andavamo d'accordo, io non ho mai litigato con nessuno. C'era una realtà anche giovanile molto vivace, perché la passione del mio predecessore per il calcio evidentemente aveva galvanizzato, ecco, anche perché era nato Vit 66. Io non ero proprio, per così dire, altrettanto sportivo, perché venivo da un'esperienza diversa, però credo che quella era stata una premessa per avviare anche con i collaboratori una ricerca anche di strade nuove nei confronti anche di quelle realtà molteplici che costituiscono una comunità, proprio perché ci fosse per tutti nella parrocchia un punto di riferimento. Quando c'era la traccia facevamo 2 volte all'anno degli incontri. Uno per esempio era dedicato agli anziani, un pranzo per gli anziani. E in Carnevale una sera era dedicata alla parrocchia, che Don Ovidio, Monsignor Ovidio ci diceva i festaioli. E le esperienze più belle che io porto così nella memoria, fra le altre, ecco, erano le esperienze proprio estive, dei campi estivi in montagna su a Valle di Cadore. Credo che sì, sia rimasto un segno anche in alcuni che allora erano ragazzi, magari che un poco qualche volta che bisognava avere anche polso, ma adesso vedo che ancora ci si trova, quei ricordi restano come ricordi che da un punto di vista educativo hanno dato un contributo per strutturare la persona. Prima pesca, cioè non era una lotteria, quella che abbiamo fatto qui da basso a casa mia. E c'erano, bisogna dire, dei bei oggetti anche, perché c'era una lavatrice, c'era diversa roba. E quella è stata la prima lotteria che abbiamo fatto per cercare di tirare su un po' di soldini, insomma. Abbiamo avuto tante altre iniziative qua, perché abbiamo creato il Fondo di Solidarietà, che è durato per tanti anni fino a Don Roberto. Poi avevamo naturalmente anche iniziative per i parrocchiani in difficoltà. Nel 1988 a Don Ovidio Poletto successe Don Roberto Camilotti, che fu parroco di San Pietro e Paolo fino al 1993. Pensando alla mia esperienza, viene a galla soprattutto la parte positiva, anzi penso che tutte le esperienze abbiano anche l'altra faccia, ma quello l'ho dimenticata. Quindi mi vengono in mente volti, persone, molte purtroppo non ci sono più, esperienze, gruppi, catechesi, vie. Appena arrivato ricordo mi ero perso in via Bressana una sera con la nebbia e erano i giorni un po' più duri. E dopo le cose si sono illuminate, diciamo. Per venire qua giù non mi è stato facile. Il vescovo ha dovuto tirarmi giù per la Yaquita, come si dice, no? Alla fine posso dire di essere stato non contento solo, ma molto contento. Molto contento di questa comunità, di questa esperienza, di questi 7 anni di vita. È chiaro che passano davanti agli occhi i ragazzi, le camminate, gli incontri. Per me gli incontri sono state le cose un po' più faticose, me la cavavo meglio a camminare, ecco. Il primo campeggio a Longerù,
con i ragazzi, tutti i ragazzi che io cominciavo a conoscere appena allora, quindi per me era tutto da scoprire, anzi lasciavo fare a loro, mi lasciavo un po' guidare. Questo è il primo campeggio. Poi gli altri campeggi a Giralba era un luogo più familiare, senz'altro esperienze che io ho seguito anche con più responsabilità. Penso che è sempre stata una parrocchia all'avanguardia, perché anche come catechismo abbiamo fatto noi mamme catechismo, che penso che eravamo le prime qua a Vittorio Veneto. Le catechiste sono un po' la colonna portante di una parrocchia, anche se l'organismo più importante per me è il consiglio pastorale, che neanche qui a San Pietro e Paolo è stato così scontato e facile, sempre una cosa nuova, una cosa che deve sempre camminare e imparare naturalmente a spese proprie. Sono stati anni belli, davvero belli, sto pensando all'animatore, il Gresti, i campi scuola, sono esperienze che poi comunque mi hanno per un certo senso anche poi aiutato nella scelta che ho fatto, quindi vivere il servizio in quella comunità mi ha aiutato a maturare, ecco, un cuore che si possa mettere sempre più a servizio degli altri e del prossimo, secondo quello che è lo spirito naturalmente del Vangelo, quindi un senso di gratitudine. Se penso agli anni a Santi Pietro e Paolo penso proprio a un senso di gratitudine per tutto quello che mi ha donato e le persone che ho conosciuto e che mi hanno sempre incoraggiato nel mio cammino. I collaboratori, diciamo, il Consiglio per gli Affari Economici, o meglio gruppo di collaboratori che hanno lavorato soprattutto nella costruzione, nell'acquisto e la costruzione della tenda, che ormai la tenda è un nome che si conosce, no? E spero che sia sempre un centro di vita, no? Avevo, come dire, una nostalgia che ci fosse una struttura per l'attività della parrocchia che consentisse di dare una risposta anche a tutte quelle che erano le domande. Io non sono riuscito, finché ero qui, ad avere questa opportunità, ma poi mi sono dato da fare anche in qualche maniera, come dire, sì, forse privilegiando quella che era stata una parrocchia anche mia, per l'acquisto della ex caserma dei Vigili del Fuoco, e so che adesso è un punto di riferimento signorile, tra virgolette, e auspico che resti sempre un luogo aperto, con le porte aperte. È capitata questa occasione di acquistare questo edificio. Io sono legato alla tenda, sì, perché là mi sono divertito molto con Mazza e il Piccone a divertirmi, ecco, a riposare durante mezzogiorno, perché vedevo che era necessario quel luogo. Se penso all'oratorio, se penso alla tenda, mi vengono in mente sicuramente le riunioni della domenica sera in cui si programmava le varie attività che c'erano in parrocchia, il sabato in tenda, i Grest o qualsiasi tipo di attività in cui noi giovani eravamo coinvolti come animatori. Mi ricordo anche riunioni abbastanza accese, anche tanto accese, nel quale si dibatteva, un po' ci contrastavamo anche con le varie opinioni e idee, però alla fine veniva sempre fuori qualcuno con andiamo al Joker a mangiare un tostone, e là si risolveva ogni tipo di questione davanti a un buon tostone in compagnia. Io posso dire di aver avuto la fortuna di aver avuto compagni di viaggio giovani, animatori, con i quali siamo divertiti, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma siamo anche stati bravi a passare, almeno ci abbiamo provato a passare ai nostri ragazzi, uno spirito che è stato un po' quello che ci hanno passato gli animatori più grandi. Se devo pensare a qualche episodio in particolare, mi vengono in mente tanti volti dei campi scuola, penso anche ai tanti Grest fatti in parrocchia, anche l'aiuto dei parroci che abbiamo avuto nelle nostre comunità, sempre vicini. Penso ad un Egidio, penso anche ad un Fabrizio, che sono stati quelli con i quali ho collaborato sicuramente di più. Nel 2000 la comunità dei Santi Pietro e Paolo accoglie Don Fabrizio Mariani, che rimarrà in parrocchia fino all'aprile 2014.
Nel 2014 l'arrivo di Don Silvano Zanin. Credo che anche la parrocchia di Santi Pietro e Paolo vive una situazione di sfida di questo momento, sia a livello sociale sia a livello ecclesiale. Vorrei che fosse un momento di speranza, perché alla fine resta ancora una parrocchia giovane, per cui il futuro è dei giovani. Auguri. Quando si va a fare qualcosa per la Chiesa non si fa per noi. Si fa per il Signore. Tutto quello che viene fatto, se si fa con gioia, è bello, perché ti ritrovi in mezzo alla gente, in mezzo alle persone che conosci, che ti vogliono bene, che tu vuoi bene a loro, e lo fai senza fatica. Io non ho mai fatto niente con fatica, sono sempre andata volentieri. Ecco, e io auguro alla parrocchia che vada avanti con il senso non del dover fare, ma con la gioia di fare per il Signore. L'augurio che possiamo lasciare alla generazione futura, adesso siamo già in uno sviluppo della generazione di allora, quelli che erano ragazzi saranno nonni e ulteriormente, possiate lasciare una bella Chiesa, ma anche una bella comunità cristiana. Ecco. Ricordando quello che poi, adesso lo ricordo adesso, che Monsignor Luciani, inaugurando la sera della consacrazione, ha detto: quando una chiesa è bella questa chiesa. In ogni caso è bella quando è piena di gente. Ecco, l'augurio è che la chiesa sia sempre un punto di riferimento, ma ho l'impressione, da quello che sento da esterno, che le cose stiano andando molto bene. Mi dicono che la parrocchia è viva, vegeta e vitale. Non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre andare avanti e mi auguro che le nuove generazioni proseguano il cammino che noi abbiamo iniziato. Io ricordo con tanto affetto questa parrocchia, che ho avvicinato con un po' di paura veramente. Ricordo la prima messa qui, poi però questa è passata e mi sono trovato bene, non perché ho riposato, ma perché ho trovato persone con cui dialogare, trovarmi, collaborare, scontrarmi, persone in gamba, ecco, persone che sono il futuro, ecco. Traguardo importantissimo di cui essere orgogliosi. Fatiche ce ne sono, 50 anni è una storia non tanto lunga, ma anche abbastanza per dire abbiamo superato anche tante prove. Mi viene in mente di dire ai miei amici parrocchiani, perché San Pietro e Paolo comunque rimane la mia famiglia, ecco, di non perdere comunque quello spirito che sempre l'ha contraddistinta. Il servizio, il mettersi a disposizione, di saper guardare oltre l'ostacolo, di saper guardare oltre la fatica. Ecco, questo è proprio l'augurio che faccio per i 50 anni della mia parrocchia. In questa felice ricorrenza per la nostra comunità mi è doveroso porgere degli auguri a questa nostra comunità cristiana che in 50 anni ha edificato una chiesa, ma anche ha edificato una grande famiglia con tanti pregi e con la propria personalità. Abbiamo conosciuto ultimamente anche alcune fatiche, ma con la buona volontà di tutti le possiamo superare e continuare a camminare affinché la nostra comunità sia veramente una buona comunità cristiana, riconciliandoci e anche camminando sempre uniti in Cristo. Tanti auguri.